e bentrovati a Buongiorno Sicilia, sono le 7:26 in diretta insieme ad Angelo Gaiano. Buongiorno Angelo. Buongiorno agli amici a casa, buongiorno a te Desiree. Allora, di cosa parleremo? Parleremo di un argomento estremamente delicato e attuale, ovvero la riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Le sue ultime valutazioni stanno molto facendo discutere. Ne parleremo con il nostro ospite in studio, il procuratore aggiunto di Catania, il dottor Ignazio Fonso, e poi parleremo della nostra Etna, che il 21 giugno del 2013 è entrata nella lista del patrimonio dell'umanità. Avremo un ospite, un esperto, un conoscitore del nostro meraviglioso vulcano. E poi parliamo dei nostri amici a quattro zampe, è tempo di vacanze anche per loro, parleremo di come proteggerli dal caldo e di tante altre cose insieme a un esperto, un medico veterinario qui in studio. Ma partiamo subito con il primo argomento, parliamo di sbarchi, naufragi e visite. Lampedusa resta al centro dell'attenzione in tema di migranti, il presidente della commissione Aguilar ai nostri microfoni parla di una situazione inaccettabile, invoca una solidarietà europea per gestire l'emergenza immigrazione. Vediamo. Non c'è tregua a Lampedusa anche nelle ultime ore, nonostante la presenza sull'isola di una delegazione della Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo. Gli sbarchi e i salvataggi in mare vanno avanti senza sosta. Purtroppo si registra anche l'ennesimo naufragio. Un barchino di 6 metri è affondato in area SAR, dove sono intervenuti uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a salvare 44 migranti, fra cui 6 donne. Secondo le testimonianze dei superstiti, all'appello mancherebbero però alcuni compagni di viaggio. Gli arrivi delle ultime ore, facilitate dalle favorevoli condizioni meteo marine, hanno riempito di nuovo l'hotspot. La Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo ha ispezionato il centro di prima accoglienza di Contrada Imbriacola. La situazione in questo momento è assolutamente inaccettabile. Nessuna isola, nessuna regione, nessuno Stato membro può essere abbandonato e lasciato da solo. Ci vuole una rete europea, ci vuole una solidarietà europea. Abbiamo visto il dispositivo di trasferimento in Costituzione. Vogliamo un dialogo interistituzionale col Consiglio per la fase finale di questa procedura legislativa e vogliamo completarlo davanti alla fine di questa legislatura. Se non ce la facciamo sarà un grosso fallimento dell'Unione Europea. Polemiche e tensioni hanno segnato la giornata di martedì. Lo scontro tra alcuni parlamentari europei italiani, espressione del governo Meloni, ed il presidente Felipe López Aguilar sarebbe stato originato da un cambio di programma che non sarebbe stato comunicato. Senta, io sono il presidente di questa delegazione, sono il presidente della commissione. Mi dico una cosa, onorevole. Io ho seguito l'indicazione che mi ha dato il segretariato. Come tutti quanti, tutti abbiamo un ordine del giorno completo per questa missione. E una volta E adesso la cronaca ci porta a Favara, nell'Agrigentino, dove è morto Vincenzo Lattuca, il fratello di Jessica, la ricorderete, la ragazza scomparsa nel nulla nell'agosto del 2018. L'uomo forse è ucciso per una dose di droga, era indagato per l'omicidio della sorella. Vediamo. È morto Vincenzo Lattuca, 43 anni, di Favara, già indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione della sorella Jessica, di cui non vi sono più tracce dal 12 agosto del 2018. Ieri sera è giunto cadavere al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Forse è deceduto a causa di un'overdose. Si attende l'esito degli esami tossicologici. Il procuratore Salvatore Vella ha disposto l'autopsia e ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte come conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. L'esame autoptico sarà eseguito nelle prossime ore. Il 43enne ha avvertito un malore mentre si trovava nell'abitazione del padre, dove viveva. Sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha soccorso e trasportato in ospedale. La salma si trova nella camera mortuaria, dove questa mattina di buon'ora si è recata la mamma di Vincenzo, visibilmente affranta dal dolore e in precarie condizioni di salute. La signora Giuseppina, che per camminare si aiuta col bastone, accompagnata da alcuni parenti, ha voluto vedere, seppur per pochi minuti, la salma del figlio Vincenzo. Oltre alla procura di Agrigento indagano la squadra mobile e i carabinieri. Sul corpo, come emerso da una prima ispezione cadaverica, non vi sono segni di violenza. L'uomo nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di avere ucciso a botte la sorella Jessica e aver fatto poi sparire il cadavere. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato dallo stato di ubriachezza della donna. Inoltre l'omicidio, come ipotizza ancora la procura, sarebbe stato commesso insieme con alcuni complici, così come la successiva distruzione del cadavere che non è stato mai ritrovato.
L'attesa svolta nelle indagini con la morte di Vincenzo Lattuca è destinata ad una inevitabile battuta d'arresto. Bene, a proposito di questo fatto di cronaca, Angelo, cosa dicono i giornali? Allora, vediamo subito, andiamo con la Sicilia di Catania, il titolo che il quotidiano riserva alla vicenda: Vincenzo forse ucciso da un'overdose, era indagato per la scomparsa della sorella, il mistero di Jessica Lattuca a Favara. E poi sono anche gli approfondimenti sulle pagine interne, adesso ci arriviamo, eccolo qui. No, evidentemente, eccolo qua. Allora, c'era un problema di ordine nella scaletta, esatto, del nostro giornale. Come vedi, Jessica, un giallo sopra il giallo, quello che scrivono stamattina. A Favara, morto improvvisamente Vincenzo Lattuca, il fratello della donna scomparsa nell'agosto 2000. Non è 28, ma evidentemente qualche anno fa, 2018, pochi giorni fa, era stato indagato con l'accusa di averla uccisa a botte. Questo per la vicenda di cui abbiamo visto poco fa il servizio del collega Sardo. Poi sulla Sicilia ci sono altre notizie. Il MES, ad esempio, stamattina se ne parla tantissimo sui giornali, quindi due fatti nazionali stamattina scelta dalla Sicilia per la sua prima, uno di carattere politico: non rischi il governo nel caos, la nota del Ministero dell'Economia, l'esecutivo si difende, un parere tecnico, la posizione politica non cambia, l'opposizione va all'attacco per quanto riguarda questo provvedimento, la ratifica di questo strumento dell'Unione Europea, che serve insomma per salvare gli stati. Così il documento comunque verrà ancora discusso, se ne discuterà ancora. Senato, mancano i voti di Forza Italia, maggioranza sotto sul DL lavoro, anche questo un tema di carattere politico. La maggioranza ha avuto qualche problema perché Forza Italia è risultata assente, diciamo così, al momento del voto, e quindi l'opposizione in qualche modo fa leva su questo e dice che la maggioranza in questo momento è un po' spaccata. Per semplificare, ciao Manuel, l'altro titolo: i funerali del bimbo ucciso dal SUV da youtuber, codice della strada più rigoroso, ci saranno dei cambiamenti, abbiamo già detto addirittura per chi guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di droghe potrebbe esserci il ritiro a vita della patente. La commissione antimafia, il procuratore Melillo sui fondi del PNRR, forti preoccupazione perché ci potrebbero essere delle infiltrazioni. Poi ci sono anche altre notizie che riguardano la nostra regione, ASU e forestali, c'è il via libera nella manovrina bis, l'ARS, il governo all'ARS è sotto tiro. Poi le mamme arcobaleno in sit-in a Padova per contestare la stepchild adoption, e a Mazzara del Vallo le maninerie d'Italia sono tutte contro l'Unione Europea per difendere la pesca a strascico. Alcune notizie, poi qualche altro fatto di carattere più strettamente legato alla città di Catania. Fra poco ci arriviamo anche con le pagine interne. Catania è stato condannato per concussione l'ex assessore Girlando, a Catania sparò a prostituta, ora vuole risarcirla. E ancora Giardini Naxos, c'è l'appello per gli accessi alle spiagge libere. Questo la sintesi, ma andiamo a vedere più nello specifico le vicende che riguardano la città di Catania con la pagina dedicata al capoluogo etneo. Caso Simei, il tribunale ha inflitto una pena di 4 anni, difesa pronta all'appello, l'ex assessore Girlando è stato condannato, il PM aveva chiesto l'assoluzione, il collegio ha riqualificato il reato in concussione consumata, per questo è scattata la condanna. E poi l'abbiamo visto in prima pagina, il processo d'appello, sparato una prostituta per avere sconto di pena, ora vuole risarcirla, quindi è pronto a risarcirla. Si è pentito, così almeno dice l'autore di questo grave fatto di cronaca. A Catania la prova degli esami di maturità, perché i ragazzi sono stati abbastanza tranquilli all'esame, i più ansiosi sono i genitori, questo è il resoconto della prima giornata. Oggi si torna ad esempio per la seconda
per la seconda prova. E qui c'è un altro fatto di cronaca che riguarda sempre la città di Catania, sulle pagine di approfondimenti del capoluogo etneo. 2 mesi fa sparò 2 colpi, stavolta squarta un gatto in preda alla droga, di nuovo arrestato l'uomo, avrebbe detto di cercare cimici dentro il povero animale, evidentemente qualche problema ancora di consumo di stupefacenti. Sorpresa a spacciare cocaina e crack che teneva in casa, 20enne intercettato dai falchi, è successo nel quartiere Picanello, era a bordo di un scooter mentre cedeva droga ai clienti. Questo per la cronaca. Adesso invece lasciamo la città e andiamo in provincia di Catania. La discarica con gli scarti di vino e di olive, 3 avvisi di garanzia e un terreno sequestrato dai carabinieri ospitava rifiuti speciali interrati. Tutto questo a Nicolosi. C'era anche un camino che determinava cattivi odori in tutta la zona e queste sono le immagini, le fotografie che possiamo far vedere per l'operazione che hanno compiuto i carabinieri. Ancora un'ultima pagina per quanto riguarda la Sicilia, ma stavolta andiamo a Taormina. La fogna è rotta, famiglia in difficoltà, interrogazione del capo dell'opposizione Bolognari, tratto alterato a Villa Agonia, non si capisce perché De Luca ha revocato lo stanziamento di 45, quasi 46 mila euro per la riparazione. Insomma, sono beghe che riguardano la città, la perla dello Ionico. Lasciamo la Sicilia, siamo adesso alle edizioni di Palermo di Repubblica. L'apertura oggi è dedicata intanto a quello che è l'evento. Oggi Palermo va al massimo, in riferimento evidentemente è a Vasco Rossi. La notte di Vasco, l'arrivo a Punta Raisi, saluta i siciliani, siete un popolo straordinario, grande dignità. Poi Esther Pantano, ciao mio antieroi, guida agli ingressi e alla viabilità. Queste insomma le parole della giovanissima attrice catanese. Poi ancora possiamo leggere, saranno circa 70.000 le persone al Barbera per il doppio super concerto nelle strade del centro storico. Tornatore intanto gira il suo spot d'autore per gli abiti di Dolce e Gabbana. Ma intanto, vedi, si parla anche di esami di maturità. Moravia, chi era costui? Sorpresa e delusione nel popolo della maturità al debutto con il tema. E andiamo alle pagine anche interne del quotidiano Repubblica, l'edizione di Palermo, perché abbiamo sentito prima il presidente della Commissione delle Libertà Civili dell'Europarlamento, Lopez Aguilar, dice Lampedusa così non va, l'Unione Europea ha accolto gli ucraini, faccia così con i migranti. Insomma, la sintesi è che la situazione è inaccettabile, noi vogliamo libertarla, l'onere della gestione dei flussi non può ricadere soltanto sui paesi di arrivo, è quello che ha detto nella nostra intervista che abbiamo sentito poco fa. Ancora altri approfondimenti per quanto riguarda i fatti che riguardano la nostra Sicilia. Siamo al giornale di Sicilia con... Vedi, 2 notizie anche qui, ai nostri telespettatori sottolineiamo come si parla del voto all'ARS, in arrivo soldi pure per i comuni, manovra notturna, c'è il sì ai PIP e ai forestali, oltre 74 milioni per i lavoratori stagionali stabilizzati, la stabilizzazione per i precari, la linea dura del Partito Democratico, c'è Parlamento morto, così dicono dall'opposizione. Ex province, prorogato di 1 anno l'incarico ai commissari in attesa della riforma, e poi la decisione del GIP sull'inchiesta che riguarda i traghetti della Caronte in servizio anche se sequestrati, quindi c'è il via libera per che il servizio in qualche modo possa continuare, altrimenti potrebbero esserci dei problemi. 2 giorni con Vasco, questo è il titolo, e il Barbera torna rock, il concerto di oggi e di domani, l'ultima volta in città nel 2005, quindi praticamente tanti anni fa. Tendoni svuotati, rotoli, incubo quasi finito, ultime 24 bare in attesa, insomma una soluzione che in qualche modo è stata trovata. E poi il codice della strada, ne parlavamo prima, revoca a vita della patente per i drogati e gli ubriachi. Questo è quanto prevede il ministro Salvini in una riforma proprio del codice della strada. E ancora, siamo adesso
alle pagine della Gazzetta del Sud. L'apertura qui è proprio dedicata all'inchiesta che riguarda la Caronte Tourist. Il GIP consente l'utilizzo delle navi, la situazione dei collegamenti dovrebbe tornare presto alla normalità, quindi si sblocca quello che è la situazione di stallo dei trasporti dopo il sequestro dei traghetti. E ancora il MES promosso dai tecnici del Ministero, il governo è a disagio, la Lega si smarca. Fotonotizia per quella che è stata ieri la prima prova all'esame di maturità, l'elogio dell'attesa e degli iscritti, la prima prova negli istituti di Messina e provincia, raccontate proprio sulle pagine della Gazzetta del Sud. Attenzione! Il sommergibile che è scomparso nell'Atlantico, c'è un filo di speranza, questa è una buona notizia, è sparito come dicevamo nell'Atlantico, a bordo ci sono 5 passeggeri che volevano vedere il relitto del Titanic. In realtà adesso il problema è cercare di trovarli prima che finisca l'ossigeno, resta pochissimo ossigeno, ieri rumori dagli abissi ma non rilevata alcuna traccia. E poi quanto è successo ieri invece a Parigi, è stata una violenta esplosione nella città parigina, esplosione, crolla un palazzo, ci sono 2 dispersi, 37 i feriti, un fatto davvero che ha destato tanto clamore. Ancora fatti di carattere internazionale, perché leggiamo Putin prevedibile, Biden imprevedibile, presidente russo contro Kiev, useremo i missili nucleari Samart, durissimo attacco invece a Xi Jinping da parte della Casa Bianca, cancellati gli sforzi dei giorni scorsi del segretario di Stato che era per l'appunto volato in Cina per cercare di trovare un punto di accordo, per cercare di trovare comunque una nuova ripartenza nei rapporti bilaterali. Un po' di notizie che riguardano la provincia di Messina, perché a Barcellona, Lupara Bianca, gli scavi ricercano scomparsi del 93, mentre invece parliamo sempre a Patti, invece in 21 giorni raccoglie da solo, pensa, 3,5 tonnellate di rifiuti. L'impresa senza precedenti, quella portata a termine da Maurizio Prissutto, referente di Plastic Free. Pensa, in 21 giorni ha raccolto 3,5 tonnellate da solo di rifiuti. Vediamo un po' di approfondire una sola notizia che si riferisce all'indagine sulla Caronte Tourist. Il GIP concede la facoltà d'uso delle navi, Caronte Tourist può riammettere in servizio i traghetti sequestrati lunedì dalla Finanza, l'inchiesta della Procura di Messina sulla gara regionale 2016 per le rotte con le isole minori. E quindi alle Olie la reazione, una delle prime reazioni, dopo lo stop c'è grande soddisfazione e speriamo che possa tornare presto tutto alla normalità in qualche modo. Io mi fermo qui con la rassegna stampa. Bene, grazie Angelo, questa è la rassegna stampa appunto dei giornali siciliani. Ci torniamo tra pochissimo, buongiorno Sicilia, non mancate. Bentornati, siamo in diretta con Buongiorno Sicilia. Angelo, la rassegna stampa nazionale, adesso partiamo dalla Repubblica. Eccola qui, la prima pagina, possiamo già vedere di Repubblica, c'è lo scontro Giorgetti-Meloni, così scrive sul MES, divisi sul fondo europeo. Alla Camera un parere tecnico del Ministero dell'Economia, nel caso specifico, apre alla ratifica, migliorerebbe il rating dell'Italia, maggioranza in tilt, gelo della Lega, la Premier affronta il titolare di via 20 settembre, dunque Giorgetti, devi tenere a bada i tuoi, incognita sul voto in Parlamento, il centrodestra approva l'ennesimo rinvio sul decreto lavoro, le assenze di Forza Italia mandano KO il governo, PD e 5 Stelle sono allo sbando, dicono a proposito della maggioranza. E poi la riforma della giustizia, Melillo sfida il ministro Nordio, servono più strumenti per intercettare. E ancora
Sulla prima pagina ci sono tante altre notizie, foto notizie, in particolare sulla prima prova per i maturandi, il tema sull'attesa sbaraglia la maturità, quindi tutti concentrati su WhatsApp, i giovani hanno praticamente fatto la loro scelta, ma ci sono notizie che arrivano e preoccupano dall'Atlantico perché non si hanno notizia di questo mini sommergibile, il Titan, ultime ore per la Speranza, c'è il rischio di non arrivare in tempo, davvero poco tempo per i 5 che sono a bordo. E poi la cronaca: a Pomigliano, clochard ucciso in modo crudele, sono stati fermati 2 sedicenni, così le indagini che sono state condotte dalle forze dell'ordine, una brutta vicenda di cronaca. Il Corriere della Sera ha diversi temi sulla prima pagina. Intanto si parla ancora della guerra in Ucraina, soprattutto del futuro dell'Ucraina, la von der Leyen, il futuro di Kiev e nell'Unione Europea, giusto che la Russia paghi la ricostruzione, quindi una presa di posizione netta in maniera diciamo molto precisa da parte proprio del Presidente della Commissione europea. Putin evoca intanto i missili nucleari, Biden attacca Xi e c'è l'ira della Cina perché ha definito Xi un dittatore. E poi la riforma della giustizia, Nordio, riforma vado avanti, i nodi del MES, nuove tensioni al governo, decreto lavoro, scivolone della maggioranza, il ministro della giustizia, no a scontri con i magistrati, ma interverremo anche sull'avviso di garanzia, quindi non si ferma evidentemente il lavoro del guardasigilli. Omicidi stradali, i recidivi perdono la patente a vita, questo è quello che prevede la riforma che è allo studio. Il clochard ucciso a calci e pugni, sono stati presi 2 sedicenni. Il tema della maturità, Moravia, Fallaci, l'idea di nazione e WhatsApp più le polemiche dunque hanno accompagnato la prima giornata dell'esame di maturità, chiusa la prima prova per gli oltre 500.000 studenti, tra le tracce gli indifferenti di Moravia, Quasimodo e poi ancora Fallaci e WhatsApp. Le polemiche oggi secondo scritto, che varia chiaramente per ogni indirizzo di studio, e staremo a vedere che cosa verrà fuori. Magari fra non molto saremo in grado di aggiornare su quella che è la seconda prova in alcuni istituti. Chiaramente non potremo fare l'elenco di tutte, però le linee guida probabilmente riusciremo a farlo. Intanto anche sulla Stampa si parla di MES e lavoro, che sono le spine del governo. Il governo sbanda, scrive il quotidiano di Torino. Giorgetti sconfessa Meloni sul fondo salva stati. Lo sconcerto della Lega, il Partito Democratico dice sono a pezzi. E intanto c'è un'intervista anche a Bersani, la Schlein Conte si vince uniti, questo è in qualche modo l'appello e l'auspicio dell'ex segretario del Partito Democratico. Anche sulla prima pagina della Stampa, WhatsApp ragazzi, il titolo scelto dalla Stampa. Quelle tracce deboli, sono le riflessioni chiaramente che vengono stamattina presentate dal quotidiano di Torino. Viola Ardone scrive proprio delle tracce deboli, invece io le promuovo, sono 2 punti di vista di Gianni Oliva. Insomma, sono messe a confronto quelli che sono stati i temi di ieri per la maturità. E poi altre notizie sempre dalla prima pagina. La maggioranza si torna sul fatto che è davvero in questo momento un momento difficile. E poi una curiosità, si parla di televisione e i pericoli di una Rai che sembra Rete 4, perché ci sono tutti questi cambiamenti dei volti dei conduttori, e quindi l'invito evidentemente a chi è interessato ad approfondire questo tipo di lettura. Sole 24 ore, vediamo un po' cosa scrive. Si parla di bonus edilizi e fondi PNRR, sotto stretta osservazione, un'intervista con Andrea De Gennaro, il nuovo comandante generale
generale della Guardia di Finanza. E poi possiamo ancora leggere sul MES parere positivo del Ministero dell'Economia, riaccende lo scontro in Parlamento. Ancora altre notizie che arrivano però anche da altri fronti. Politica estera, il Presidente degli Stati Uniti chiama Xi dittatore e lo fa infuriare, per chiudere con il Sole 24 Ore. Adesso siamo al Messaggero, quotidiano di Roma, e che si dedica al MES. Niente rischi da questo fondo, da quello che è il fondo salva-Stato europeo. Il ministro, ma più che altro i suoi funzionari, dunque il Ministero del Tesoro, dell'Economia, si rivolge al Parlamento e dice: nessuna criticità in caso di ratifica. Fratelli d'Italia e Lega frenano. Sul decreto lavoro Forza Italia si assenta, maggioranza battuta in commissione, c'è gelo tra Tajani e Lotito, quindi è una questione interna nel caso specifico a Forza Italia, mentre la Meloni detta la linea: il fisco sia amico, no ad uno Stato vessatore delle aziende. Lavoro agile e pubblica amministrazione, proroga per i fragili fino a settembre. Trovate le risorse per lo smart working in qualche modo. E poi anche qui il tema di maturità da Angela Fallaci, ma ai giovani piace la traccia sulle chat, maturità al via, metà studenti sceglie il tema su WhatsApp, e quindi il papà di Quark pensa, Angela ha battuto Quasimodo. Questa, diciamo, è la sintesi scelta dal Messaggero. Fiamma e paura nel cuore di Parigi, con questa fotonotizia che preoccupa certamente, perché siamo in pieno centro. Una fuga di gas ha fatto crollare un palazzo, 2 dispersi e ci sono anche decine di feriti. Il Fatto Quotidiano, vediamo qual è la scelta stamattina del Fatto Quotidiano. L'ultimo appello di Berlusconi: sì alla missione del Papa, Kiev non può vincere. Il leader di Forza Italia lo stava preparando ma non ha potuto lanciarlo. Questo è quanto scrive stamattina il Fatto Quotidiano. Poi come potete vedere c'è la Meloni con questo un bavaglio a Berlusconi, un bavaglio arcobaleno. Ecco i suoi appunti scritti nelle ultime ore per invitare Zelensky a fermare l'offensiva. Intanto Crosetto butta 5 miliardi per i nuovi Leopard, che sono dei carri armati. Questo è il Fatto. Vediamo il Giornale. Il TAR silura le ONG, i migranti, le toghe, bloccano i blitz delle navi in mare, spetta al Viminale decidere il porto sicuro, un freno all'invasione, intoppi su Messe e Lavoro, la sinistra monta un caso, lo stupidario di Davigo, le sentenze tutte inutili. E poi anche qui la maturità dei ragazzi e le maturità dei genitori a proposito di quello che sono gli esami di maturità. Libero, strade più sicure, il codice di Salvini, nuove regole per chi guida, patente sospesa se si usa il cellulare o si è drogati, limiti per i giovani, scatta una stretta anche sui monopattini. Questo è quello che scrive stamattina Libero. E poi maturità senza gay e migranti, la sinistra sclera e protesta. Punti di vista del quotidiano Libero. Poi ancora c'è Avvenire, più evasori, meno cure. La Guardia di Finanza scova 9.000 elusori totali e 5 miliardi sottratti al fisco, ma Meloni insiste non sia vessatorio e intanto la sanità pubblica è in sofferenza, la spesa dello Stato è insufficiente, si ampliano i divari regionali e anche sociali. Questa la prima pagina di Avvenire. Siamo adesso anche sul Manifesto, l'idea di nazione, scrive con questa fotonotizia il quotidiano di ispirazione comunista. L'esame di maturità, leggiamo, torna all'era pre-Covid, tra le prove di italiano Fallaci e ancora Quasimodo, che San Giuliano e Calderoli traducono in federalismo, sovranismo ed una certa idea di paese. La traccia sull'ex ministro Bianchi crea l'incidente diplomatico. Insomma, l'esame di maturità fa discutere sempre, quest'anno ancora di più. Abbiamo il tempo ancora per qualche altra prima pagina. Ecco il tema di maturità, scrive l'Unità.
e sul pensiero di Meloni, ma non dite che è regime. La riflessione è di Michele Prospero. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà anche su questo fronte. Nordio la vuole, i piani alti no. C'è un veto su Bernardini Garante. Insomma, vedremo che cosa succederà. Poi invece una lettera, una riflessione, una lettera ai cristiani e non solo, di Monsignor Vincenzo Paglia, un invito alla lettura, una bella e profonda riflessione che stamattina viene pubblicata dal quotidiano L'Unità. Un paio di prime pagine ancora, l'Osservatore Romano, che di tanto in tanto possiamo anche seguire. Qui c'è un'apertura completamente diverse acque contese nel Nagorno-Karabakh, la disputa per le risorse del lago di Sarsang quasi prosciugato da siccità e sfruttamento intensivo. E poi si apre la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina convocata dal Regno Unito per mobilitare le risorse e anche gli investimenti. C'è il tempo, una sola prima pagina ancora, chiudiamo con La Nazione. Arriva la stretta, chi beve non guida, il titolo scelto dal quotidiano di Firenze, la riflessione evidentemente sugli incidenti che vengono provocati in stato di ebbrezza. Poi la generazione WhatsApp, si torna sulla maturità e la scelta fatta dagli studenti. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa nazionale. Grazie Angelo, questa è la rassegna stampa nazionale, adesso uno sguardo al meteo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con ampi spazi di cielo sereno sulla nostra penisola, salvo per qualche possibile temporale in serata sui rilievi alpini occidentali che potrà anche sconfinare sulle pianure del nord-ovest. Sole protagonista sulla Sicilia, qualche velatura in transito ma senza conseguenze, la ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari prevalentemente calmi. Temperature massime che saranno in ulteriore aumento, con punte infatti che potranno anche sfiorare i 37-38 gradi nelle ore centrali della giornata. Ampi spazi di cielo sereno anche nel corso della giornata di venerdì, sempre con qualche velatura in transito ma senza conseguenze, la ventilazione ancora debole con mari da calmi a poco mossi. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni con valori che saranno ancora compresi tra i 32 e i 37 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti vi attendono sull'app di Trevi Meteo. Bene, parliamo stamattina di un argomento estremamente delicato e attuale, ovvero la riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Ne parliamo con il nostro ospite, il procuratore aggiunto di Catania, il dottore Ignazio Fonso. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, le valutazioni del ministro Nordio stanno facendo molto discutere. Innanzitutto la questione delle intercettazioni, strumento fondamentale appunto nella lotta alla criminalità. Il ministro le vuole tagliare per motivi economici e per la privacy. Dottore, quali sono le principali novità di questa riforma e appunto se questo effettivamente potrà dare problemi a chi cerca ogni giorno di far rispettare le regole? Di riforma della giustizia si parla da quando io sono entrato in magistratura, che esisteva, c'era ancora il muro di Berlino. Mi avvicino alla fine della mia carriera e ancora si parla di riforma della giustizia. Riforme che in realtà sono tra l'altro invocate in termini di efficienza anche dall'Unione Europea e dalla gestione dei fondi del piano dal PNRR, e in particolare per quanto riguarda appunto la celerità dei giudizi e la loro certezza. In questo contesto si inseriscono una serie di discussioni che sono risalenti e tra queste anche quelle da ultimo, anche se in realtà se ne discute da tanto tempo, sono stati vari interventi legislativi che toccano particolarmente la sensibilità del pubblico, insomma, e della cittadinanza, e in questo caso si fa riferimento alle intercettazioni telefoniche. Il problema qui è se bisogna gettare il bambino con tutta l'acqua sporca o solo l'acqua sporca. In realtà le polemiche sono sempre state collegate alla pubblicazione dei dialoghi, alla pubblicazione di certe discussioni tra i diversi interlocutori,
che spesso hanno più soddisfatto esigenze di curiosità o, diciamo così, di pettegolezzo che non di ricerca della prova. Diventa un accanirsi a volte, No, inutile. più che un accanirsi è un soddisfare, diciamo, curiosità esatto. morbose, piuttosto che andare a individuare la responsabilità di specifici reati. Ora, lo strumento, specie ai giorni nostri, è uno strumento assolutamente fondamentale, perché con il tracciamento dei dati, GPS e tutto quello che ne consegue, si riescono a conseguire importanti risultati investigativi rispetto ai, diciamo, gli strumenti di investigazione classici di una volta, quando c'erano i poliziotti e i carabinieri che pedinavano un sospettato. Esatto. Oggi è più facile applicare un GPS su una vettura e constatarne i movimenti. Il punto è cercare il giusto equilibrio tra le esigenze investigative che sono imprescindibili per la repressione dei reati, e un altro è evitare il clamore mediatico della pubblicazione degli esiti delle intercettazioni, che spesso non ha nulla a che vedere con questo. Dottore Alfonso, non solo intercettazioni, c'è un gran parlare sull'abuso d'ufficio, un reato Esatto. che viene cancellato, i sindaci in qualche modo, fra virgolette, esultano, no? Nordio l'ha definita evanescente. Però... Allora, anche qui è un discorso che deve trovare un suo punto di equilibrio. Vi sono casi in cui si sono svolte indagini e si sono diciamo, celebrati processi in cui gli effetti ci sono stati, perché ci sono state delle condanne. Molte volte, anzi, come dicono le statistiche, la stragrande maggioranza dei casi non si arriva a questo. Però già da recente la norma era stata modificata, perché era stata esclusa la punibilità dei casi in cui il pubblico amministratore avesse un ampio margine di discrezionalità nelle sue scelte. Da più parti, anche da diverse parti politiche, si invoca, diciamo, questa sorta di paura cosiddetta della firma, ma in realtà questa è una falsa paura. Ci sono degli ambiti in cui quello che letteralmente, lo diciamo in termini, come dire, terra-terra, è l'abuso di potere del pubblico amministratore, ha necessità di essere represso. Abolire tout court il reato, come si prospetta adesso, potrebbe non sortire gli effetti necessari e nulla aggiungere rispetto alla situazione attuale. Ma c'è di più in questa riforma, perché si parla di una impossibilità, fra virgolette, da parte del pubblico ministero di poter fare appello, però per reati che non sono gravi, no? Anche qui ci si scontra con precedenti pronunce della stessa Corte Costituzionale, che ha chiaramente affermato che in un processo come quello attuale, dove c'è una chiara parità delle parti, anche il pubblico ministero deve mantenere il suo potere di impugnare, nei casi in cui ritiene di farlo, le sentenze di assoluzione. E anche qui bisognerebbe andare a verificare le statistiche sul punto, proprio per quei reati per i quali si vuole abolire l'appello, che in talune ipotesi potrebbe avere un fondamento. Il numero di appelli del pubblico ministero è veramente limitato, ridotto, quindi probabilmente è più una, come dire, una petizione di principio, una presa di posizione, una posizione diciamo così, di facciata, che poi concretamente nulla cambia alla situazione attuale. Il problema, tralasciando rispetto al discorso iniziale l'aspetto del giudizio civile, nel processo penale nel nostro paese ci sono tante problematiche connesse alla lentezza dei processi, alla carenze diciamo, normative e non, che dilungano a volte per anni la durata di alcuni processi anche importanti, ma questo è anche frutto, per certi versi, di una forma di panpenalismo che alla fine non paga. Spesso, quando c'è un fatto di cronaca, viene subito invocato un aggravamento di pena o il carcere o qualunque altra cosa sia
ipotizzabile, salvo poi diciamo a bocce ferme rendersi conto che non tutto può essere perseguito penalmente. Ecco, questo sarebbe un settore dove realmente intervenire, una depenalizzazione reale e seria, perché tutto penalmente non si può perseguire. Quanto può influire anche la modifica nella informazione di garanzia? Perché si parla di una trasformazione, no? Perché in questo momento pare che non contenga la descrizione sommaria del fatto, si vuole inserire. È anche questa una questione, diciamo, di facciata, di principio? Anche qui mi sembra che ci sia sempre un salto in avanti. Per come fu congegnata col vecchio codice e poi come è stata poi prevista nel codice Vassalli, l'informazione di garanzia è a tutela dell'indagato. Invece nel nostro paese, e consentitemi anche grazie ai mezzi di informazione, il significato che ha assunto è stato totalmente opposto, quasi un'anticipazione della sentenza, di sentenza, di condanna, che non ci sta assolutamente. Oggi a volte si sentono dire cose oggettivamente un po' fuori dalle righe. Se si viene assolti dici no, ma in realtà è stato assolto, ma fondamentalmente era colpevole, o viceversa, si viene condannati eppure si contesta il fondamento di quella condanna senza nulla conoscere del processo, degli atti processuali e di come si è formato il giudizio del giudice. Questo mi sembra in effetti un dato su cui non si riflette abbastanza. Dottore Afonso, l'obiettivo della riforma della giustizia in qualche modo è quello di, ne accennava prima lei, volere ridurre i tempi che sono lunghi nella nostra giustizia. I processi durano tantissimo. Capiamo, realisticamente è complicato perché c'è un problema anche di organico, non entriamo adesso in questi aspetti, però un obiettivo di una riduzione del 25% della durata dei tempi, secondo lei è possibile, è immaginabile per quella che è la struttura della nostra giustizia oggi? Guardi, io le faccio un esempio che secondo me dimostra che non è così, o almeno non è sempre così. Non è come dire, spesso il legislatore prevede le norme senza poi rivederne nell'immediatezza le ricadute pratiche, anche se l'intento, diciamo così, è buono. Con la riforma Cartabia si è aumentato l'ambito dei procedimenti perseguibili a querela di parte. Quindi questo che cosa ha determinato anche nella fase transitoria? Che trattandosi di norma di immediata applicazione si doveva andare a cercare subito le persone che a suo tempo non avevano sporto querela perché nei tempi previsti dalle nuove norme la sporgessero, ovvero resisi conto che in alcuni casi in flagranza di reato, per esempio per furto, non si può arrestare perché manca la querela. L'ultimo provvedimento governativo prevede che ci sia 72 ore nel corso delle quali, fermo restando l'arresto del soggetto, si debba andare a cercare la vittima per sporgere la querela. Ora tutto ciò, anche per come l'ho descritto, evidenzia che non è un acceleramento, ma è un aggravamento e un ulteriore come dire, aumento e dilatazione dei tempi della giustizia. Quindi non sempre gli intenti del legislatore, diciamo, poi si traduce... sono seguiti da prassi, diciamo, buone. Dottore Afonso, non possiamo chiaramente risolvere la questione noi. Mi rendo perfettamente conto. Adesso va all'esame del Parlamento, ci saranno degli aggiustamenti. Abbiamo fatto un po' chiarezza. Esatto, però, il DDL insomma verrà in qualche modo aggiustato, forse sì, peggiorato, qualcuno dirà, vedremo che cosa succederà. Indubbiamente però la nostra giustizia mi dà sinteticamente un suo giudizio per quello che è la sua esperienza, diciamo, lo stato di salute. Convalescente. Ecco, bene. Perfetto, è stato veramente giusto nei tempi della nostra trasmissione. Noi ci dobbiamo di nuovo fermare, la ringraziamo per essere stato stamattina con noi. Bene, la riforma della giustizia, abbiamo fatto un po' di chiarezza insieme al nostro ospite, grazie al dottor Ignazio Afonso. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo di nuovo qui in diretta. Buongiorno Sicilia, non mancate. Posso?
Bentornati a Buongiorno Sicilia, parliamo di un tesoro da preservare. A 10 anni dal riconoscimento di patrimonio dell'umanità, l'Etna continua ad attrarre turisti e resta indubbiamente una risorsa. Ma l'azione incivile dell'uomo deturpa paesaggi mozzafiato, trasformando scorci naturalistiche in autentica discarica. Vediamo. 10 anni fa il riconoscimento di patrimonio dell'umanità tra speranze, prospettive e progetti, alcuni realizzati, altri naufragati, altri ancora nel cassetto. L'Etna è sempre lì, da secoli spaventa con le sue devastanti eruzioni, la prima documentata risale al 737 a.C., ma da sempre attira attenzione ai turisti da ogni parte del mondo perché a montagna, come la chiamano i catanesi, rappresenta una risorsa e come tale va preservata. Per questo il vulcano attivo più alto d'Europa è entrato di diritto nella mappa UNESCO e lo ha fatto il 21 giugno 2013. Da quel giorno tanta acqua è passata sotto i ponti o tanta lava si è riversata nella desertica Valle del Bove, uno dei luoghi più suggestivi ed attraenti del vecchio Mongibello. Gigantografie, box interattivi, documentari, pannelli, percorsi didattici, il Museo dell'Etna a Via Grande è un vulcano di emozioni che racchiude ogni aspetto di quella famosa motivazione per la notorietà, per l'importanza scientifica, culturale ed educativa che ha elevato l'Etna a patrimonio dell'umanità. Il brand Etna è sempre più riconosciuto, sempre più importante, sempre più noto e di questo se ne avvantaggiano in tanti, tutti gli operatori, sicuramente direttamente coloro che si occupano di turismo sull'Etna, ma anche indirettamente quanti ovviamente col nome dell'Etna svolgono diverse attività. Sono tanti turisti, specialmente stranieri. Qual è la domanda più ricorrente sull'Etna? Cosa vi chiedono in particolare? Di solito chiedono: ma non vi spaventate di vivere e di lavorare proprio alle pendici di un vulcano attivo, uno dei più attivi del mondo? Diciamo, conviviamo con grande tranquillità e abbiamo soprattutto un grande rispetto della nostra mamma Etna. Ma non è tutto rose e fiori. L'altra faccia dell'Etna è quella deturpata dai soliti incivili che scaricano di tutto, trasformando uno dei posti naturalistici più belli al mondo in discariche a cielo aperto. Quasi mortificante documentare il degrado e giustificarlo ai turisti, come conferma questa guida naturalistica. E dopo che una persona fa 10-12 mila chilometri, ti raggiunge qui nel splendido territorio siciliano del vulcano Etna, non puoi dire che è l'incuranza dei locali. Questo veramente a volte siamo costretti a farlo. Ecco. Tante le iniziative per i 10 anni del riconoscimento UNESCO, con mostre ed incontri presso il Museo dell'Etna, al Monastero di San Nicolò l'Arena a Catania e al Museo dell'Etna di Via Grande, dove sono previsti l'apertura straordinaria della Casa delle Farfalle e la chiusura del concorso scolastico Il Vulcano che vorrei, riservato agli alunni delle scuole elementari di Catania e provincia. Bene, quindi il 21 giugno del 2013 l'Etna è entrata, pensa Angelo, nella lista del patrimonio dell'umanità. È il quarto sito italiano iscritto per valore naturale dopo le isole Olie, il Monte San Giorgio e le Dolomiti. Per celebrare questi 10 anni abbiamo con noi Carmelo Nicoloso, buongiorno, storica guida naturalistica, esperto e conoscitore del nostro vulcano, e Salvatore Caffo, dirigente vulcanologo Parco dell'Etna. Buongiorno. Allora, le chiedo subito, la condizione per entrare nel sito dell'UNESCO è stato difficile per il nostro vulcano? Allora, mentre l'Etna per tutti, anche nell'immaginario collettivo, era già di livello internazionale, questo non bastava per poter essere iscritti nella lista della World Heritage List, appunto, che è la lista del patrimonio mondiale per i siti naturali. Occorreva un complesso e lungo iter che prevede che innanzitutto si passi attraverso il Ministero dell'Ambiente, che deve accettare la tentative list. Se poi una commissione decide che va bene, allora quel sito potrebbe rappresentare l'Italia. Il sito Mount Etna ha rappresentato l'Italia e in quel senso poi un gruppo, uno staff di lavoro all'interno del parco ha costituito... Quanto è durata questa valutazione, per capire? Allora, c'è un lavoro pregresso, ma tutta l'attività di strutturazione del nomination document è durata 8 mesi, ma poi ci sono stati tutta una serie di percorsi successivi di controllo e validazione.
non è soltanto ciò che tu scrivi, devi farlo secondo le guideline della UCN, l'International Union of Conservation Nature. E quali sono, chiedo scusa, diciamo, le caratteristiche per cui esatto, come è successa questa cosa un monumento, meravigliosa? Oppure nel caso dell'Etna, voglio dire, un vulcano può diventare patrimonio? Allora, noi abbiamo concorso per 3 criteri, l'8º, il 9º e il 10º, ed erano i criteri biologici, dei criteri di natura estetica, paesaggistica, e quello per cui poi siamo stati iscritti invece è quello di tipo geologico e vulcanologico. La Commissione internazionale a Phnom Penh il 21 giugno del 2013 ha ritenuto che l'Etna fosse un vulcano letteralmente chiamato iconico, la cui caratteristiche, l'assemblaggio delle fenomenologie vulcaniche e dei complessi sistemi geologici presenti fosse di rilevanza internazionale. Ciò anche e non soltanto perché noi lo consideriamo la grande madre o perché noi lo valutiamo tale, ma perché i criteri per i quali noi abbiamo risposto con la costituzione del nomination document fossero di valenza internazionale. Addirittura nella motivazione che è ufficiale, che è possibile rinvenire nel sito ufficiale. Che meravigliose immagini, Angelo, nel frattempo. Abbiamo l'outgoing geological view, cioè dal punto di vista geologico ci sono delle caratteristiche di natura internazionale. È chiaro, per me vulcanologo è normale elencare le caratteristiche relativamente alle eruzioni o alle fenomenologie che caratterizzano l'Etna, che tra l'altro non è un semplice vulcano, ma è un complesso vulcanico nato in mare, sviluppatosi nello spazio e nel tempo per raggiungere la configurazione che oggi noi vediamo. Che è diversa rispetto a qualche anno fa, attenzione, perché in questi anni l'Etna ha subito una trasformazione morfologica, direi, importante. Certo. Noi possiamo vedere soltanto quello che ci consente l'Etna esteticamente, esternamente ovviamente, però immagino che sono anche delle trasformazioni interne. Sì, una domanda per Carmelo, perché l'Etna è considerata la montagna sacra al centro del Mediterraneo? Ma questa sacralità nasce anche da elementi antropici, da elementi proprio anche di una certa religiosità, di una certa fede popolare molto forte, molto sentita, quindi diciamo ci sono anche dei cammini, dei percorsi che ci riportano alla lava e la fede, quindi quando noi andiamo ad ammirare il paesaggio naturale, che è significativo, come ha detto Salvo a proposito dell'elemento vulcanico, c'è anche la parte paesaggistica con elementi botanici unici al mondo. Noi abbiamo degli endemismi, anche se la nostra montagna, la nostra montagna è molto importante anche questa definizione, perché è la Pachamama mediterranea, è la nostra grande madre, quindi questa associazione sacralità anche riferita a una chiave di lettura che ci riporta a un rispetto sacrale, quindi... A proposito di questo le chiedo quanti miti e quante storie sono legate al nostro meraviglioso vulcano. Sono veramente tantissime, cioè partiamo proprio, come diceva Salvo, dalla parte marina, quindi quando proprio avviene questa genesi circa 500-600 mila anni fa nel Toledico basale, lì ovviamente abbiamo i miti di Ulisse e Polifemo, però ritornando ad una certa sacralità della nostra amata Agata, non c'è angolo del vulcano, ma anche della stessa Catania, dove ci sono vari spaccati di eruzione, quindi mi viene in mente in particolare quella del 1669 partendo dai Monti Rossi, ma anche quella del 1886 con il cardinale Dusmet, quindi è un intreccio di miti, leggende, religiosità, ma soprattutto vissuto. Oggi il nostro messaggio è vitale, è indispensabile un grande rispetto nei confronti di questa montagna. Ma perché? Noi parliamo di sacralità. Ne stavamo parlando nel nostro servizio, esatto. Voglio dire, ma perché poi c'è chi prende un camion e va a scaricare di tutto? Non è rispettato come merita. Voglio dire, noi ammiriamo questo vulcano, per noi è tutto, quasi lo sentiamo, ci protegge, la sensazione che il vulcano protegga la parte orientale, non solo Catania, ma la parte orientale della Sicilia, è imponente, è immenso, e poi ci sono questi atti che sono atti criminali, secondo me. Cosa si può fare per salvaguardarlo? Ha detto bene, sono atti criminali. Allora io mi ricordo un momento storico nella nostra Sicilia, è intervenuto l'esercito per fronteggiare un momento veramente drammatico. Forse è giunto il momento che l'esercito scenda in campo
per contrastare. L'Etna ovviamente è la punta dell'iceberg, ma se andiamo in giro per la Sicilia, anche in altre importanti aree protette, questa situazione veramente è critica. Ma è un problema di cultura? Cioè, da che cosa nasce il fatto, l'impunità? Cioè, mi chiedo questo. Avete avuto prima un magistrato, allora è qualcosa che si deve affrontare con elementi di intelligence, con elementi ovviamente anche tecnologici che oggi le forze dell'ordine e tutti hanno a disposizione, quindi questa è competenza di chi ovviamente, oltre ai comuni che devono vigilare, quindi i 20 comuni del Parco dell'Etna devono fare sistema affinché questo problema non diventi una piaga che poi non si può più fronteggiare. Bene, una domanda per entrambi. Cosa ama e cosa amate di più dell'Etna? È un posto segreto che in pochi conoscono. Beh, se vuole rispondo io prima. Per quanto mi riguarda la Valle del Bove è un luogo unico sia per complessità geologica sia dal punto di vista ambientale, la zona di riserva integrale, ed è un luogo nel quale è possibile, soprattutto per gli studiosi di scienze della Terra, osservare in diretta i vari meccanismi non solo di risalita e messa in posto dei magmi ma anche i processi evolutivi, cioè è una vera e propria finestra geologica all'interno della più grande finestra che è l'Etna nell'ambito della stenosfera, quindi è un luogo particolarmente bello. Io scendo un po' più giù e vado nel mio luogo del cuore, che è Piano Vetore. Quindi Piano Vetore è un luogo che già dal 2002 era stato segnato per l'anno internazionale della montagna, quando il presidente Ciampi donò la bandiera per unire le tre vette italiane, quindi lì proprio è stato scelto come sito quel 7 dicembre del 2002, e poi nel 2009 grazie a Tom Perry, l'alpinista a piedi scalzi, e Maurizio Dal Bosco abbiamo dedicato un progetto a Giovanni Paolo II che si chiama Le care montagne che parlano di Dio, e il luogo è proprio lì, Piano Vetore. Stupendo. No, devo dire, non dico poetico, però poetico, esatto. Nelle vostre parole c'è letteratura, c'è scienza, c'è amore, c'è veramente il vulcano trasmette esatto. tantissimo e ci coinvolge. Grazie. Dopo Grazie questa pagina affascinante di Buongiorno Sicilia salutiamo i nostri ospiti, ringraziamo Carmelo Nicoloso per essere stato con noi, Salvatore Caffo, dirigente vulcanologo del Parco dell'Etna. Noi ci fermiamo per un'altra pausa, ma torniamo tra pochissimo, parleremo di cuccioli, come portarli al mare, quindi i nostri amici a quattro zampe. Tra poco qui a Buongiorno Sicilia, non mancate. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Bene, l'estate è arrivata e con essa anche il caldo, le giornate torride, che si resti in città o che si vada al mare. È importante, se si hanno amici a quattro zampe, adottare importanti accorgimenti. Ne parliamo oggi con il nostro ospite, un veterinario, Vincenzo Schembri. Buongiorno dottore. Buongiorno. Allora dottore, non è facile capire la sofferenza dei cani, questa è la prima cosa, no? I bimbi o le persone dicono caldo, freddo, quindi come, ad esempio, come possiamo proteggerli dal caldo? Beh, sicuramente stare molto attenti nelle ore più calde della giornata ed evitare di portarli al mare e tenerli esposti tante ore sotto il sole, perché ovviamente loro non riescono a trovare protezione o ombra in qualsiasi momento, quindi diciamo possono essere esposti a molti rischi. Quindi se magari si vuole fare un bagno, una passeggiata al mare, sicuramente la si può fare, però nelle ore più fresche della giornata. Lo stesso vale per le passeggiate, ecco, magari al mattino presto sarebbe indicato cambiare un po' orari in base al clima, sicuramente chiaro. adattarsi in base alle esigenze del clima. Una curiosità, si possono dare degli integratori diciamo, al cane ma anche al gatto, volendo, insomma, se uno ha un gatto a casa, per evitare di soffrire. Tipo una supradina, ecco. non lo so se è una supradina, vuol dire qualcosa perché insomma. Esistono
esistono tanti tipi di integratori nel mondo veterinario, sì, però magari ecco, non magari nel caso di eccessivo caldo o altro. Dottore, a proposito del loro modo di comunicare, è vero che il loro modo per abbassare la temperatura, quindi può essere un indice di sofferenza, è aprire la bocca? Corretto, questo è corretto, è vero, perché loro se hanno molto caldo vanno incontro a distress respiratorio, si chiama, quindi iniziano ad avere molta salivazione e iniziano a respirare in maniera molto accelerata, questo per cercare di regolare la loro temperatura corporea. Ci sono anche molte razze di cani che non respirano bene perché sono stati creati in tale maniera e di conseguenza non riescono già di per sé a regolare la loro temperatura corporea, quindi questo non li aiuta. Ma cani vivono meglio in altre zone diciamo, più fresche possibile? No, riescono ad adattarsi loro molto bene nelle zone in cui nascono. Ovviamente ci sono certamente cani che magari sono ideati più per la montagna, che però si ritrovano a vivere in città, ma questo succede. È chiaro. E poi le volevo chiedere, dottore, anche per i nostri amici che ci ascoltano, ci sono delle razze in particolare che soffrono il caldo, che sia per una questione di colore, pelo lungo, pelo corto, oppure la stazza, magari il loro grasso corporeo? Certamente, se parliamo di grandi molossoidi, di cani di grande taglia di 50-60 kg, ovviamente il caldo ha un effetto diverso su di loro, li sfianca del tutto, oppure le razze brachiocefaliche, quelle ovviamente non riescono a compensare veramente, ad adattarsi in una stagione torrida, loro sono quelli che vanno più incontro a pericoli un po' più severi. Lo stesso vale per quelli, è un po' una credenza il fatto del cane peloso, del cane tosato. Ecco, dottore, vogliamo fare chiarezza su questo aspetto, perché è una leggenda metropolitana tosare, tosiamolo perché ha troppo pelo e ha caldo. Spieghiamo invece che non è esattamente così. Non proprio, esatto, perché ovviamente il pelo costituisce un elemento di protezione nei nostri animali e ovviamente quando vengono tosati possono andare incontro più a scottature, dermatiti Angelo, solari. c'è anche chi mette il cappottino, hai visto il cappottino al cane? Evidentemente, non solo il cappottino. Sai cosa fa mia mamma? Posso dire una cosa personale? Certamente. Lo tosa, allora lei ha un barboncino, lo tosa perché ha caldo, poi invece pensa che lui abbia freddo e mette... E lo copre con l'impermeabile o altro. Esatto. Sono i nuovi componenti delle famiglie, sono le nuove famiglie ormai gli animali domestici, quindi ormai si hanno tutte le accortezze del caso. Quindi tosare non è sempre la soluzione giusta? Lo si può fare, però bisogna anche poi magari applicare della crema solare ai cagnolini che possono andare incontro a scottature solari e quindi ma c'è una stagione che è più o meno indicata per eventualmente tosare il cane? Esiste? In base alle esigenze ormai del padrone. Parliamo invece dell'alimentazione, dottore. Ecco, arriva l'estate e magari noi cambiamo le nostre abitudini, la nostra alimentazione. Per quanto invece riguarda gli animali, bisogna sempre mantenere la stessa, lo stesso tipo di croccantini o l'umido per chi lo dà, oppure bisogna utilizzare dei cambiamenti? No, i cambiamenti non sono mai, se non richiesti appunto per una causa dal veterinario, non dovrebbero mai essere eseguiti dei cambiamenti bruschi nell'alimentazione, perché ormai il mondo del mangime nel campo veterinario è una cosa iperspecifica, ci sono tanti tipi di mangime in base alle esigenze e alle patologie dei nostri animali. Bene, stiamo facendo chiarezza su tutto, Angelo. L'aria condizionata, dottore, sì o no? Perché anche loro si raffreddano. Sì, anche loro si raffreddano indubbiamente, però ovviamente in alcuni casi è richiesta l'aria condizionata in cagnolini che stanno poco bene o sono stati esposti troppo tempo al sole, al calore dell'estate, allora sì, bisogna tenerli un po' con l'aria condizionata. Bene, non è il periodo giusto, però è una cosa che volevo chiederle, perché spesso invece in inverno, quando le temperature scendono moltissimo, proprio per il discorso del pelo dell'animale, a volte si dice no, ma puoi lasciarlo fuori perché tanto lui non ha freddo, ha il pelo e non avverte le temperature fredde, è così? Beh, anche loro avvertono ovviamente i cambi di temperatura, altrimenti non avremmo il problema dell'estate. No, ovviamente i cani che vivono fuori magari riescono a sviluppare delle capacità, si possono adattare più facilmente. Ovviamente un cane che ha sempre vissuto dentro un appartamento avrà difficoltà poi a vivere fuori in un giardino freddo.
L'esposizione al sole invece, bisogna mettere qualcosa ai cani per esporli? Sì, la crema solare è indicata nelle... Ah, la crema solare per i cani? Assolutamente sì, ci sono anche quelle là di uso veterinario, ma ci sono anche quelle di uso umano, vanno benissimo. Ah, si può mettere anche la crema, e con il pelo come... No, si mette ovviamente nelle zone dove c'è meno pelo, come il tartufo, la punta delle orecchie. Perché può bruciarsi, sì, appunto, il cane? sì, decisamente sì. Ci sono anche dei prodotti che si usano per i cuscinetti dei cagnolini, che sono delle strutture molto particolari, no? A livello della pelle, quindi vanno sempre protetti, evitare marciapiedi, strade bollenti, perché quelli sono... Le scarpe, ci sono anche le scarpine Ecco, no, ovviamente queste sono delle esagerazioni che a volte i padroni li vedono come un po' delle bambole, anche se così non sono, e li vestono di tutto punto, ma ovviamente non possono essere mai indicate le scarpe. Secondo me diventano come bambini. Sono dei bambini famiglia. ormai per i padroni. Dottore, portiamo il nostro animale, il nostro cane, a fare un bagno al mare, quindi poi come ci regoliamo con l'acqua salata? È nociva per il pelo dell'animale? Bisogna risciacquarlo subito o possiamo, insomma, che lui si goda un po' anche la giornata? No, possono essere lasciati tranquillamente liberi di fare tante volte il bagno, tutte le volte che lo desiderano. A fine giornata ovviamente bisogna risciacquare con molta acqua e utilizzare un sapone, uno shampoo apposito o comunque uno shampoo neutro per lavare via il sale e la sabbia, perché ovviamente potrebbero portare dermatite e quant'altro. Le fastidiosissime zanzare invece, dottore, come ci regoliamo? Allora, non si vedono su di loro, però... Non si vedono, però ovviamente anche loro sono esposti a questo rischio di contrarre la leishmaniosi, che è una brutta malattia, è una zoonosi diffusissima nel Mediterraneo, quindi nella zona del Mediterraneo, quindi la protezione parassitaria è una cosa importantissima, che spesso i padroni hanno tanta accortezza nel vestirli, nel pettinarli, nel toilettarli, ma poi per queste cose non scordano fanno... la protezione antiparassitaria, che è fondamentale per la protezione. Ma non soltanto zanzare, in generale, proprio a 360 gradi. Sì, tutte le malattie trasmesse da vettori come zecche, pulci e soprattutto zanzare. Bene dottore, spostiamo un po' di tono la nostra conversazione, si va in vacanza e parliamo del dramma di moltissimi animali abbandonati. Secondo alcune stime parliamo di circa 50.000 ogni anno, sembrano cifre davvero assurde, ma è così. Le punte massime si registrano proprio appunto nel periodo estivo. Vogliamo un attimo parlare di questo? Ci sono delle strutture adatte in Sicilia per lasciare il proprio animale se si va in vacanza? Sì, certamente ci sono un sacco di pensioni, di gente che anche in maniera privata può aiutare persone che necessitano di affidare i loro animali per un breve o un lungo periodo che sia, che è la soluzione più indicata, una soluzione civile, direi. Ovviamente i numeri che mi dice lei sono ovviamente catastrofici, oltre che molto, molto tristi. Evidentemente. È un problema di ignoranza, secondo te, Angelo? Cos'è? Ma io non credo che sia un problema di ignoranza, è un problema che probabilmente non ci si rende conto che sono degli esseri viventi e quindi non possono essere abbandonati. Come non si abbandona un bambino, non si abbandona una persona anziana, anche gli animali andrebbero, diciamo, accompagnati e messi al sicuro in delle strutture, diciamo, protette. Magari se vuole andare a fare una vacanza non può venire con noi il nostro amico quattro zampe, si trova una soluzione. Non è facile, non è semplice lasciarlo per strada, anche perché da un momento all'altro potrebbe anche accadere una disgrazia, mettendo a repentaglio la vita non solo dell'animale ma anche di automobilisti o chiaramente che sono in viaggio, e quindi bisogna a questo punto lavorare tantissimo nella non prevenzione, ma nell'inculcare un certo tipo di mentalità. Sì, ovviamente questi numeri sicuramente sono più catastrofici qui da noi, perché in paesi un po' più dell'Europa questo non penso succeda, ecco. Il tasso di randagismo è molto molto basso. Grazie al dottor Vincenzo Schembri per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci fermiamo per goderci il promo di Insieme. Vediamo. L'altro giorno stavo ascoltando una playlist di canzoni italiane, ho fatto caso a una cosa, che si chiama Sempre la mamma e difficilmente il papà. Cioè, mamma, so tanto felice perché ritorno da te. Immaginate questo papà che dice, a me no? Cioè, viva la mamma!
Affezionata a quella... Mai nessuno che ha fatto la canzone Viva il papà? Affezionata ai jeans spaidati, non lo so, inventate. Io, mamma e tu, e papà. Papà non c'è, dov'è? Non si nomina mai. Quasi mai. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. Papà, no, ora tu ti chiama la mamma. Per me devo pisciare di sopra. Perché? Però lo dovevo capire che le mamme rispetto ai papà erano privilegiate. A casa mia mamma, anche nelle piccole cose, per esempio l'onomastico. Arriva l'onomastico di mia mamma e il regalo, la torta, la festa. Arriva l'onomastico di mio padre. Buongiorno papà, buongiorno, auguri, grazie, vaffanculo, fine. Tanto mia mamma si chiama Maria Cristina Rita, quindi onomastici se ne prende 3. E ogni anno da mio padre vuole il regalo per Santa Maria, per Santa Cristina, per Santa Rita, per il compleanno, la festa della mamma, la festa della donna, la festa di tutti i santi, la festa della liberazione, la festa della Repubblica. E di quando è che è nata la festa dei nonni è messa che mi dice: e quando è che fai un bambino? Vuoi un nipotino? No, ma è frutto di natura reale. Io ho provato a fare la festa a mio padre a un anno per tutte le ricorrenze, ma mio padre si chiama Giuseppe, è nato per San Giuseppe, che il giorno della festa del papà e tanco e sa asciugatotto c'è. Fine. Sfortunato, mio padre non ce la fa. Però devo dire che da maschio preferisco mio padre e mia mamma, perché mio padre è più coraggioso, mia mamma ha paura di tutte cose, ogni giorno qualunque animale vede, ce n'hai il malusciano, che uno arriva là e dice: che cosa c'è? Scarafaggio, mamma, dimmi scarafaggio, mi fai spaventare. Ce n'è il malusciano in bagno. Mamma, quello è un ragno. C'è un animale sano in cucina. Mamma, quella è una formica. C'è un animale sano nella stanza da letto. Mamma, quello è papà. Te lo sei sposato pure. Però devo dire che mi piace stare a casa anche con mia mamma, che vuole essere aiutata, le faccende di casa, anche cucinare. Solo una cosa, fin da piccolo non ho mai sopportato. Ed era quando mia mamma mi chiamava e mi diceva: mi aiuti a piegare le lenzuola, che era una cosa sembra semplice, ma non lo è, perché lei mi diceva: devi prendere il lenzuolo dalle... Bravi, siete preparati, punte. Che fino a quando è il lenzuolo del lettino singolo è facile, ma quando dovevo prendere dalle punte il lenzuolo del letto matrimoniale, che è 2 metri, e io a 6 anni avevo le braccia 1 metro, io come lo dovevo prendere? Che lo prendevo da qua e scappavo da là, lo prendevo da là e scappavo da... Sembrava tipo un villaggio turistico, poi ci riuscivo, non so come. E là si partiva con le piegate, no? 1, 2, 3, quando voleva lei. Poi si arrivava qua e uno pensava che aveva finito, no? Lì partiva la sfida con la mamma. Scotolata. Che non serviva a niente. Lei doveva sbattere questo lenzuolo, io dovevo tenerlo forte per non farlo cadere a terra, se no non mai suonato. Io facevo tipo: ma tempo di la lavatrice, ma giorno lavai sto coso. Per me il lenzuolo era un trauma, mi è rimasto questo trauma da bambino, avevo paura, io non ci riuscivo, appena lo vedevo era una cosa incredibile e mi ha segnato l'infanzia. Mi ricordo quando ero piccolino, sono stato invitato a una festa di Halloween, ho detto: mamma, fammi un vestito da paura, voglio spaventare i miei amici. Il problema è che lei mi ha vestito da fantasma, appena mi ha messo il lenzuolo, invece di scantare la voce mi scantava io. Grazie! Che vi dicevo? Simone Riccobono. Appuntamento imperdibile questa sera con Insieme Show alle 21:30. Angelo, la senti questa energia positiva? La senti? Ogni mattina. La senti? Abbiamo in collegamento il nostro Marco Amato. Marco, buongiorno. Buongiorno Sicilia, buongiorno Desiree, buongiorno studio, ciao a tutti. Come stai col tuo caffè della mattina? Benissimo. Allora... Nei miei colori, nel caffè, un'ottima giornata oggi. Luna e Leone. Luna e Leone, buona giornata per il Leone, quindi che mi dici? Buona giornata per il Leone, ma la Luna e il Leone richiama quest'inizio estate ancora alla luce. Il Sole ieri è entrato in Cancro, la Luna e il Leone, e tutta luminosità e tutta energia positiva, tutta chiarezza. Gli astri ci raccontano che l'estate sarà veramente quell'estate che compensa questo lungo inverno che abbiamo vissuto. La metafora non riguarda solo le stagioni, ma proprio uno stato d'animo e di energia. Bene, quindi parliamo invece di Serena Rossi e Davide De Venuto. Si sono sposati, cosa ci dici? Scusate, questa è una storia molto carina, tra l'altro zodiacalmente
notavo che lei è della Vergine, lui è dei pesci. È una storia che è culminata tra l'altro con un matrimonio alla chetichella molto discreto ma molto romantico. Si innamorarono sul set ed è proprio la tipica dinamica di questi due segni zodiacali. La Vergine col suo metodismo, la sua attenzione, il suo simbolismo. I pesci dolcissimi sono una polarità inversa. Ecco, vedete, quando nello zodiaco la compatibilità tra i segni zodiacali viene gestita tra segni in opposizione, ci si compensa, ci si completa e soprattutto c'è un indice di compatibilità molto alto se la frequenza funziona. Vergine e pesci insieme nello zodiaco hanno la proprietà di conservare l'uno e di infondere amore e spiritualità all'altro. È una compensazione quasi perfetta e la loro storia sia televisiva che la loro convivenza e poi il matrimonio di Sottecchi è stata proprio l'esplicazione di entrambe le zodiacalità. Bene Marco, segni fortunati di oggi. Che mi dici? Segni fortunati di oggi appunto sono i fuoco, proprio perché la Luna è Leone congiunta a Marte e Venere, che sono sempre nel Leone, quindi bene per Leone, Sagittario, Ariete, ma anche per Gemelli, Bilancia e Acquario. Io e Angelo non ci siamo mai, Niente, Scorpione e Pesci niente. Non Scorpione e Pesce, allora, per lo Scorpione si struttura sempre più una possibilità di estensione gioiosa, familiare, affettiva. I pesci, gestiti meglio da Saturno da questo punto di vista, stanno progredendo e stanno polarizzando su di loro delle responsabilità professionali che li faranno crescere. Bene, dai, non male Angelo. Devo dire, non ci possiamo lamentare. No, ma non ci possiamo lamentare, esatto. Ci ritroviamo domani con Marco Amato, grazie Marco. Grazie a voi, buona giornata. Allora, la nostra rubrica accadde oggi. Angelo, sei pronto? Siamo pronti, siamo prontissimi. Per le nostre curiosità della mattina. Allora, parliamo sempre del 22 giugno 776 a.C. a Olimpia in Grecia, la data